Questo pomeriggio invece noi avremo due ospiti che avranno un bel po' di roba da raccontare. Vedo qui davanti hai messo un po' di libri. Innanzitutto un grazie a Omar Monestiero, il direttore del Messaggero Veneto, e fategli pure un applauso, facciamo un applauso agli ospiti. E grazie a Emanuele Franze, che è l'ospite della serata. Prima ve lo ricordavo, perché avere un direttore di un giornale è un privilegio, perché i direttori sono i più maltrattati dai lettori, perché il direttore di un giornale è il cosiddetto responsabile, mentre il giornalista se la cava in un modo o nell'altro, dimmi se sbaglio, il giornalista se la cava perché dice vabbè, sai, oggi sono qua, domani sono un'altra parte. Sì, il direttore è una figura retorica che teoricamente il lettore immagina sia onnipresente, sia quello che dall'alto guida la fabbrica dei giornalisti. Per cui averlo qui è un piacere, volete fare. Questa sera noi avremo a disposizione quindi un filosofo. Io pensando ai filosofi mi vengono in mente i filosofi che crearono l'attività della filosofia. Voi lo sapete che la filosofia era una scienza con la quale e senza la quale si rimane tale quale, diceva il professor Caligiuri, era una scienza che veniva portata nelle strade e nelle scuole per vocazione. Cioè il filosofo insegnava la filosofia perché amava la filosofia e voleva che i suoi allievi prendessero la retta strada, la proba strada, e diventassero dei grandi filosofi. Poi arrivarono i mercenari della filosofia, i cosiddetti sofisti. Un tempo il termine sofista era usato in maniera abbastanza subdola, come per dire sei un sofista non stai dicendo niente, stai scavalcando colline e montagne. Ma invece i sofisti furono i primi che chiesero dei soldi per dare lezioni ai ragazzi e anche per andare in piazza a parlare con la gente. In tutti questi anni, naturalmente, la filosofia ha fatto passi da gigante, ma dove volevo arrivare? Che forse siamo tornati ad un nuovo sofismo. I nuovi filosofi non sono più quelli che scrivono libri, ma sono quelli che vediamo in televisione. Non so se sia un bene o male, non è una critica, è semplicemente una constatazione. E il bello però è che la gente, tutti ci sentiamo filosofi, perché quando un filosofo in televisione dice, non so, che non è giusto che l'operaio abbia il Panda, che l'operaio deve avere la Rolls Royce, tutti pensiamo che anche noi siamo d'accordo con quel filosofo e quindi siamo filosofi tutti quanti. Questa sera abbiamo un filosofo che ancora non è famoso come i grandi filosofi, grandi fra virgolette, solo perché vanno in televisione, no? Perché ancora come è finito con il tu vai in televisione, no? Ma ancora in Rai non sei arrivato, no? Ma manca poco. Per cui lui è uno che vive ancora di passione, si scrive libri, si autoproduce, non ha la patente, cioè quindi un filosofo che prende il treno, secondo me, è ancora uno legato a un'idea di filosofia socratica o presocratica. E quindi io credo di poter finire così, invitandovi ad ascoltare questi due personaggi che credo si metteranno a dialogare del più e del meno, naturalmente citando il libro del giorno, che è questo, l'ultimo uscito da Emanuele. E quindi sinceramente vi dico buon divertimento, perché credo che sarà un momento divertente. Grazie e arrivederci alla prossima. Ciao. Grazie Rocco Burtone di queste parole che mi hanno commosso ed è un quadro veramente realistico, cioè oggi la cultura tante volte in TV si è ridotta a opinionismo e quindi grazie di aver descritto insomma una mia intenzione, che è quella di portare un tipo di pensiero un po' all'antica e più genuino dei tempi moderni.
e grazie anche per il tuo impegno nel mondo dell'arte e della cultura. Grazie a tutti di essere venuti qui. È stato un periodo difficile di privazioni, insomma, no? Questi mesi per tutti noi, e quindi è abbastanza bello ritrovarsi dopo tanti mesi di persona, dopo tanti smartphone, dopo tanti tablet. E grazie all'idea di Moreno Micoli, che ha avuto questa idea della rassegna Angoli Acuti, che va ringraziato, insomma, per l'ospitalità. Grazie a Omar Monestier, è la prima volta che ci conosciamo di persona, ma ci eravamo scritti diverse volte e incrociati. E grazie a Walter Rizzetto, che ho visto arrivare poco fa, all'onorevole Rizzetto, e mi ha sorpreso questa sua partecipazione, e se vuoi venire a dare un saluto brevissimo. Guarda, lo faccio da qua rapidissimamente. No, scusate il ritardo, ma sono arrivato e sono venuto a salutarvi. No, ma mi sentono. Sono venuto a salutarvi, sono venuto a salutare Franz, perché voglio dire, molto spesso ci sentiamo, trovo nel suo percorso, io non ho ancora letto Sottomissione, ho letto qualcos'altro di Franz, trovo il suo percorso molto interessante, penso che, come dicevo l'altra volta, ma spero che il direttore che saluto e a cui faccio i complimenti, perché leggo sempre il Messaggero Veneto, sempre di più in ascesa tra i giornali italiani, quindi mi permetto questa parentesi. No, penso semplicemente che lui stia facendo un grande percorso, un bel percorso, e come dicevo l'altra volta quando eravamo a Rivignano, in occasione della presentazione e della discussione di un altro tuo testo, penso che chi scrive fondamentalmente faccia un percorso, e questo percorso molto spesso, per come la leggo io, perché è bello leggere, perché ogni libro ti dà delle sensazioni differenti e ad ogni persona che legge un libro riceve delle sensazioni differenti, penso che questa ennesima fatica di Emanuele sia quasi per uno scrittore una sorta, permettimi, di espiazione, non perché ha fatto qualcosa di cattivo o qualcosa di male, però ritengo che chi riesce a scrivere riesca a pensare, ad espiare meglio certe cose. Lo seguo quando va a camminare in montagna fino a 1500-2000 metri di altitudine, quindi insomma invidio anche questa sua passione. Prima o poi magari molto più umilmente mi ci metterò anch'io, perché mi viene ogni tanto da buttare giù qualcosa proprio per crearmi un piccolo percorso. Ho letto, e chiudo rapidissimamente facendoti di nuovo i complimenti, un po' la traccia, un po' il canovaccio di quello che tu scrivi, non preannuncio nulla. Ritengo che effettivamente anche etimologicamente il termine sottomissione negli anni, nei decenni, nei secoli abbia subito una trasformazione importante, e penso che tu vada a declinarla sicuramente bene in questo testo, che chiaramente insomma io andrò a leggere molto volentieri. Ti porto, tra l'altro, ieri l'ho visto e abbiamo parlato di te, ti porto tra l'altro i saluti di Vittorio Sgarbi, con cui abbiamo parlato, insomma sì, un po', eravamo alla Camera, abbiamo parlato un po' del libro, so che ti ha mandato un messaggio, e quindi insomma ti fa probabilmente e sicuramente gli auguri di un buon lavoro anche lui. Grazie a tutti, scusate il ritardo. Andiamo? Mamma mia, è altissimo. Buonasera, intanto grazie per essere qua, e il fatto che siate qua è comunque un segno positivo, che si ricomincia a vivere anche facendo cultura all'aperto e non solo chiusi nelle nostre case. Devo dire che uno dei lati positivi della pandemia è che ci ha obbligati a tornare fuori, a sperimentare nuove forme di comunità, e quindi insomma questo è un momento particolarmente piacevole. Io e Emanuele ci siamo incrociati più volte, ma mai direttamente. Lui per il lavoro che fa, io per il lavoro che faccio, quindi non abbiamo avuto una relazione personale, non c'è un'amicizia diretta, c'è solo una conoscenza attraverso la sua attività, che è complicata da raccontare in poche parole. Se siete qua immagino che lo conosciate, se non lo conoscete ancora, ecco, forse questo non è il libro che vi dà la più integrale e corretta rappresentazione del suo pensiero, almeno mi sento di poter dire così avendo letto anche altro. Questo è un libro un po' complicato da riassumere, tant'è che lo farò riassumere all'autore, io non mi cimenterò, perché i temi che affronta vissuti dalla nostra cultura, dal nostro senso comune, anche della conoscenza, come molto spesso scabrosi, non affrontabili pubblicamente, anche se le citazioni che lui fa sono molto colte, molto dotte, spesso filosofiche, e vengono da testi di grande tradizione millenaria e quindi rispecchiano contenuti profondi. Però onestamente quando vi capiterà di leggerlo, spero che lo leggerete, alcune parole
creano, come dire, delle sensazioni forti, dai, insomma, non voglio, ecco, possono turbare, ecco, questo sì, perché si parla di pratiche che oggi sono deplorevoli nel senso comune della nostra convivenza, e quindi insomma, se non siete pronti, vi suggerirei, se l'autore non ne ha male, di saltare completamente la lettura, perché appunto è per palati un po' forti, per quanto poi non lo sia affatto, perché insomma io l'ho letto, mi sono scandalizzato un po' all'inizio, ma poco, devo dire, poi alla fine ho riscoperto. Allora, se vuoi, Emanuele, dirci intanto qual è stata la ragione per cui dopo tanti libri, diciamo con contenuto un po' più astratto, sei passato a un tema di questo genere, e poi mi interesserebbe parlare, può essere una domanda anche successiva, dell'accompagnamento fotografico, che anche questo non è facile. Alcune immagini sono belle, ma sono forti, ci sono dei corpi esibiti, ci sono degli atti che possono creare per alcuni un po' di risentimento. Allora, intanto che cosa c'è dentro? Poi cominceremo ad analizzare i vari temi, ma insomma cerchiamo di definire bene il libro. Grazie Omar per questa introduzione. È vera una cosa che dicevi, che se uno si approccia la prima volta al corpus del mio pensiero, credo di essere arrivato a 20 libri scritti, e se uno dovesse approcciarsi la prima volta a questo corpus mio, anch'io gli consiglierei di partire da un altro testo, perché per esempio ci sono delle opere più astratte, più filosofiche, che ho scritto rispetto a questa, che le precedenti fungono quasi da substrato che poi serve a comprendere anche questo. Il mio precedente testo filosofico, a cui accennava anche Walter, è L'inganno della libertà, dove accennava anche al discorso delle parole, le parole che oggi diamo per scontate, no? Usiamo quotidianamente delle parole, però non ne conosciamo l'etimologia o le declinazioni lungo l'arco della storia. Una di queste, per esempio, è la parola libertà, come tantissime altre, come anche la parola sottomissione, no? E credo che forse nell'ultimo secolo, comunque negli ultimi decenni, c'è stato una sorta di culto dell'emancipazione in generale, un culto della libertà di tutto, da ogni cosa, no? Però che cosa significa affrancarsi? Voglio dire, io se la vedo in modo organicistico o vitalistico, penso a cosa potrebbe succedere a un polmone che di punto in bianco si separa dal corpo e dice no, mi sento indipendente dal resto del corpo, no? Cioè, ecco, ovviamente io non propongo assolutamente risposte definitive, ma un invito alla riflessione. Ci sono certe parole che sono dal senso comune bollate come cattive e altre come buone. Per esempio, diciamone qualcuna di cattiva che compare qua. Per esempio, sottomissione è una di quelle parole che fa paura, perché tu sei sottomesso, quindi sei negativo. Perché... diciamo che qui c'è la percezione positiva, sembra una contraddizione in termini. In alcuni dei capitoli c'è la percezione positiva della sottomissione, per così dire, mentre nel senso comune sottomissione passa con un altro significato. Il libro che ha avuto questo stesso titolo, quello di Houellebecq, parla di una sottomissione culturale, diciamo della cultura cristiana occidentale a quella musulmana orientale, quindi è un approccio completamente diverso. Di quale sottomissione stiamo parlando? Allora, qui il sottotitolo è Storia e simbolo della sottomissione dei miti indiani a Leopold von Sacher-Masoch. Ecco, il sottotitolo è... Qual è il filo che parte dai miti indiani e arriva fino alla contemporaneità? La sottomissione cioè a Dio, alla dea e alla donna intesa come dea, cioè a un ideale trascendentale. Quindi la trattazione si occupa anche della storia della mistica, cioè di quelle scuole mistiche che hanno adottato certe pratiche che, come accennavi, un po' forti, un po' estreme, per ottenere un'alterazione della coscienza o comunque un'alterazione dello stato psichico dell'adepto che praticava queste usanze, al fine di un ricongiungimento con un ideale trascendentale, Dio, la dea,
e così via. Qualche esempio, cominciamo. Ecco, la particolarità di questo invito alla riflessione è non fermarsi a una sola civiltà. Infatti prendo esempi dal mito indiano, ma anche nella letteratura cavalleresca, nella mistica sufi, nella mistica cristiana. Questo è emerso in me a fronte del fatto che io amo la storia e amo la storia delle religioni. Quindi leggendo testi sacri, sure, diari, lettere, epistolari di monaci, sacerdoti, mi sono accorto che questo elemento, pur declinato in modi diversi nella storia, nella civiltà, ritornava sempre e comunque. Diciamo in certe sette, cioè nella mistica, la mistica come sappiamo non è l'intera istituzione religiosa, come le monache non sono, non hanno intrapreso una strada comune, sono personalità di quella religione che hanno scelto di votarsi totalmente alla ricerca del divino. E io mi sono accorto che in essi c'era questa volontà di spoliazione di se stessi, cioè di rinunciare a se stessi, ovvero sia di sottomettersi per ottenere quell'alterazione della coscienza o, se si vuole, quella frattura psichica che fa sì che il divino entri dentro di te. Ok, questa è l'introduzione. Adesso facciamo qualche esempio di sottomissione, cominciando dalle religioni più lontane a noi e vedere come le varie religioni nei vari continenti interpretano questo concetto. Possiamo partire dall'India, visto che compare anche nel titolo come punto di partenza, e poi arriviamo lentamente fino al cristianesimo. Facciamo cambio microfono, se non vi spiace, perché mi pare che questo spari un po' di più. Spara un po' di più questo. Ecco qui. Va bene. Ci siamo, dai. Allora ci sono. Passa no, spara, ma poi in fondo non sentono. Vai. Nel mito indiano, per esempio, abbiamo questi richiami, no, dai Veda e non solo, di Shiva che è sottomesso alla sua consorte femminile Parvati, la sua sposa divina, no? E cosa fa la sua sposa? Ci sono delle iconografie di Shiva che viene calpestato dalla sua consorte, da questo principio femminile supremo che tutto inghiotte, tutto avvolge, tutto sottomette, appunto, no? Questa simbologia di un sacro femminino che avvolge, ingloba e tiene in una sorta di placenta universale le creature, c'è presente molto forte nel mito indiano, ma si ripropone per esempio anche nella visione dei miti greci. Basti pensare ai discepoli della dea Cibele, chiamati coribanti, che si flagellavano da soli volontariamente, si travestivano, si umiliavano per raggiungere di nuovo quella spoliazione, quella mortificazione di sé in voto al divino. Quindi gli esempi poi pratici sono svariati, sono molto diversi. Però bisogna che ne facciamo qualcuno, perché qui compaiono, perché ci limitiamo adesso finora soltanto alla cornice un po' più filosofica, ma ci sono delle pratiche cui io facevo riferimento. Allora leggo una frase che altrimenti non arriviamo al punto. Ecco. Che adesso non trovo più: il disgusto volontario, eccolo qua. Nel capitolo 11 è scritto che il discepolo deve cibarsi di 5 sostanze dette 5 ambrosie: escrementi, sangue, sperma, chimo e urina. Cioè, per quale ragione l'individuo sceglie una via che a noi oggi pare irragionevole, incomprensibile, per raggiungere il suo fine, che è quello dell'ascesi mistica, di questa sottomissione alla divinità che lo rende più libero? Allora bisogna comunque aggiungere a queste frasi, no, che intanto in tutto il libro ho invitato il lettore a non mettersi a praticare queste cose privatamente, perché c'è un contesto ben preciso dove nascono, e innanzitutto queste pratiche non erano adottate dalla gente comune.
Solo dagli asceti. Erano persone che all'interno di una comunità ben specifica, sotto la guida di maestri spirituali e spesso e volentieri in una vita dedita a queste pratiche, accompagnate da altre come la preghiera, il digiuno e certi atti devozionali, all'interno di questo contesto per determinati e specifici compiti rituali venivano fatte anche determinate cose. Una delle motivazioni, lo dice anche Nagarjuna, un maestro buddista, era una sorta di superare la dualità. Gli orientali hanno questo obiettivo, no? Di superare la dualità per raggiungere l'unità metafisica dell'uno. E quindi Nagarjuna dice che l'adepto non deve limitarsi alla teoria di dire nell'uno non c'è buono, bello, cattivo, brutto, alto, basso. Deve sperimentare, ad esempio, come si diceva, di superare il concetto di gusto o disgusto con delle pratiche, appunto, come quella del disgusto volontario, e per esempio bere qualcosa che naturalmente sarebbe disgustoso, forzandosi di pensare che non sia disgustoso. È una sorta di commutazione della realtà che la psiche opera. Chiaramente, dicevo, non sono cose che chiunque può fare nella nostra vita quotidiana, ovviamente io ho dovuto documentarmi in un modo molto preciso, onde appunto il tema delicato, onde sproloquiare, ho dovuto segnalare tutti i testi dove queste pratiche sono documentate. No, qui siamo molto lontani, siamo in India, sì. Più o meno da quelle parti lì. Ci avviciniamo, andiamo verso il Medio Oriente, arriviamo verso la cultura musulmana. Sì. Anche lì sono presenti delle pratiche che merita che raccontiamo. Quali sono? Beh, una delle correnti del sufismo, quindi del misticismo islamico, era quella di, ripeto, fra le altre, all'interno di un contesto più vasto, quella di ritenere che l'amor proprio, forse il termine non è corretto, che l'orgoglio personale, no? La nozione di sé, quindi prendersi dei meriti, il sentirsi gratificati eccessivamente per un'azione, per un'attività, possa distaccarci dalla vera ricerca del divino, ovvero sia dell'attività interiore. Voglio dire, può alterare, secondo il mistico sufi, la gratificazione di sé, l'autocompiacimento possono intaccare l'autenticità di una ricerca interiore. Quindi cosa invita a fare il mistico sufi ai suoi allievi? Li invita a dissimulare la propria ricerca interiore, a non farsene vanto, a non dire io ho pregato tutto il giorno, io sono un maestro spirituale. No, dice, piuttosto tu devi fare l'inverso, devi apparire una cosa da poco agli altri. E dice, vestiti normalmente come un lavoratore, vai in giro un po' sporco, anzi fai di più, cerca di apparire un po' ridicolo, di modo che le persone possano biasimarti, possono dire guarda quello là che buffo, che sciocco. Perché cosa dice il mistico, il monaco? Dice che le considerazioni degli altri, come appunto il benestare nella società, l'apparire bene agli occhi degli altri, sono tutte cose che non appartengono all'assoluto, si disgregheranno, no? Sono illusione per il monaco. È qualcos'altro che sta molto più alla radice, quello che non tramonta, no? Per quello il monaco sufi dice distaccati, cioè suscitati volontariamente qualcosa che di primo acchito è un po' una formula di Emerson che diceva fa ciò che temi, possiamo anche riassumerla così, che ritorna come un ritornello in diverse, cioè in continenti, in epoche totalmente diverse fra loro, fino a culminare nella mistica cristiana. Quindi arriviamo anche a poco a distanza da noi, come le mistiche cristiane, come Maria Margherita Alacoque, che faceva anche... C'è una citazione all'inizio del libro, no? Che vediamo se la trovo, che me l'ho segnata, che dice
non nasconde nei suoi diari di provare un immenso piacere nella sua umiliazione, lo chiama un torrente di beatitudine. Maria Margherita Alacoque è stata una monaca che ci sono anche Caterina da Siena e altre praticavano, diciamo, più di una di queste pratiche. Diciamo una mortificazione che poi le induceva ad avere le visioni, ad entrare in contatto con Dio. Ma servono questo genere di... Ma allora, io anche agli ascoltatori, calarci nella nostra, fare un ponte con la vita di tutti noi, no? Perché sennò sembra una cosa distantissima, questi qui sono 10 persone al secolo, ma pensiamo alla vita di tutti noi. A noi nella vita capita di sopportare delle tribolazioni, la vita ha dei colpi di scena, ci può umiliare la vita, possiamo perdere il lavoro, possiamo avere un lutto, possiamo essere offesi da qualcuno che ci umilia e pensiamo anche agli uomini che hanno, come dire, dato un loro apporto significativo al cambiamento del corso della storia, i cosiddetti grandi uomini, guardiamoli, non so, Gandhi, Cortés, andiamo nei retroscena della loro vita e scopriamo che nelle biografie di questi uomini c'è stato un momento in cui loro si sono sentiti mortificati. Cortés, per esempio, è stato umiliato dal capo Azzecco Montezuma al punto che si è messo a piangere davanti ai suoi soldati. Cioè, pensate a un condottiero militare spagnolo che si mette a piangere umiliato. E Gandhi digiunava, cioè si sottometteva, no, a un ideale superiore divino, si mortificava, faceva delle giornate senza parlare con nessuno, digiunava, però dopo i risultati, cioè, sono stati che in questi uomini la loro forza di volontà è diventata molto più forte, molto più grande di quanto non sia quella che è nella quotidianità. Quindi in questo senso nella vita quotidiana, invece di lasciare al caso, alla sorte, che ci mortifichi, che ci insulti, che ci umili, noi cosa fa, diciamo, il mistico o anche volendo una persona che capisce questa argomentazione? Decide di far sì che diventi volontario il processo, di sottomettersi, di auto umiliarsi, perché sa che ciò che viene umiliato è una parte transitoria del proprio essere. Come diceva il mistico, noi andiamo a umiliare, cioè a rendere humus legato alla terra, qualcosa che è un aspetto superficiale di noi, perché il mistico ha trovato un nocciolo indistruttibile dentro di sé e sa che lo puoi insultare, puoi dargli dello sciocco, ma lui sa cosa c'è dentro di sé, sa che quel nocciolo indistruttibile non glielo può tirare via nessuno. D'altra parte la parabola cristica è questa, è un uomo che si fa insultare, sputare addosso, gli fanno bere l'aceto, lo deridono. Chi più di Gesù Cristo incarna questa umiliazione, questa sottomissione che conduce però alla resurrezione, alla salvezza, a Dio. È successo a uno però, e a tutti gli altri? Ma io credo che avvenga o possa avvenire nel piccolo, magari appunto nel piccolo, come dicevo, in ognuno di noi. Cioè, per esempio, magari uno che sa come dire, c'è una sorta di alterazione, per quanto piccola, ogni volta che noi subiamo una sorta di mortificazione. Pensiamo che i momenti in cui scopriamo amicizie o momenti di autenticità molto profondi sono magari quei travagli della vita in cui soffriamo, in cui abbiamo subito un lutto o siamo in ospedale, in cui il superfluo viene abbandonato. Per tornare alla montagna, uno che si perde a 2000 metri nella nebbia, e sono quei 5 minuti che non pensi al telefono, non pensi a cosa guardare in televisione, lì è quella sorta di nigredo interiore di cui parlano anche gli alchimisti, cioè la morte dell'io. Però tu lo chiami misticismo, io lo chiamo sopravvivenza. Sono sinonimi, ma il sopravvivere uno appunto potrebbe essere non così discordante. Ma nei tempi moderni, oggi, noi nella nostra società così lontana dalle religioni, perlomeno così come sono state anche solo fino al secolo scorso, abbiamo ancora misticismo, ci sono mistici, abbiamo bisogno noi
di misticismo? E se c'è, dove lo fanno? Che io non lo vedo. Mistico dal greco mister, al primo grado di iniziazione ai misteri eleusini, in greco vuol dire colui che è legato al silenzio. Quindi il misticismo è colui che magari si limita a dire qualcosa di essenziale o che si contiene invece di chiacchierare inutilmente. Cioè ci sono tanti piccoli atti di attenzione quotidiana, cioè non è necessario pensare a questi Gesù Cristo, è una scelta, cioè si tratta di vivere per l'essenziale. Quindi questa parola sottomissione, in questa ottica, non è che qualcuno viene e ci lega e ci bastona, per questo è sadismo, non è sottomissione. Sottomissione è una missione che sta sotto, quindi, ed è volontaria. Io scelgo di essere al servizio di qualcosa che è fuori di me e che è più alto di me. Per esempio di cosa? Di Dio? Per esempio, ma anche di un ideale, di un senso dell'appartenenza, o di una dea, o di una donna che noi riteniamo una dea. L'elemento femminile nel libro, per esempio, la donna dea è molto trattato. Ecco, raccontiamo la figura della donna attraverso le varie forme di misticismo, ma anche di sottomissione, fino ad arrivare alle religiose col velo e alla donna col velo islamico. Parliamo poi anche di questo. Partiamo comunque dalla figura della donna. Accennavo prima che già nel mito indù c'è questa nozione più che della donna, dell'elemento femminile, che non è da confondere con... Perché? Perché c'è distinzione fra elemento femminile e donna? Qual è la differenza? Diciamo che per il religioso di una certa tradizione l'elemento femminile è estrinsecato da quello umano, cioè nell'uomo e nell'umanità si manifesta questo principio. Per il religioso l'elemento femminile è quello ricevente, l'elemento maschile è quello emittente, è un po' come nel taoismo lo yin e lo yang. Quindi sì, il mistico vede questa polarità, per esempio l'acqua e il fuoco, l'alto e il basso, queste tensioni di poli che hanno generato l'intero divenire, che hanno chiamato femminile e maschile, però non è da ridurre appunto a uomo e donna, no? La figura femminile, andiamo avanti? Sì, è appunto questa premessa che una infinità di ritualità e di culti che sono descritti in questo libro, infatti appunto si conclude, poi diremo il sottotitolo, con Leopold von Sacher-Masoch, personaggio di cui magari avrò piacere di parlare dopo. Ah sì, possiamo introdurlo anche adesso se vogliamo. Masoch arriviamo proprio l'altro ieri, cioè qui in Austria nella fine dell'Ottocento, quindi siamo proprio quasi ai giorni nostri, da cui deriva la parola masochismo. Chi era costui, che cosa faceva? Leopold von Sacher-Masoch, sì, si conosce la parola masochismo, non si conosce lui, in effetti. Lui era uno scrittore, un romanziere piuttosto apprezzato, anche quotato nell'Austria dei suoi tempi, che scrive questo romanzo suo più conosciuto, La Venere in pelliccia, in cui riprende, sicuramente anche frutto di una certa ruralità dell'Austria di quei tempi, che magari riprendeva culti legati agrari, legati ai solstizi, e lui riprende questa nozione pagana della donna dea, della donna come Artemide, la dea selvaggia, e decide di scrivere questo romanzo, che però non è un romanzo di fantasia. In realtà il romanzo descrive in modo magari enfatizzato quello che realmente ha fatto con sua moglie, in cui lui ha esposto la sua visione del mondo a sua moglie e le ha proposto di... Ecco, per chi non ha letto il libro riassumiamo... Le ha proposto senza entrare... questa sorta di esperimento teatrale. Le ho detto: tu sei mia moglie, ci vogliamo bene, abbiamo la nostra vita nella società, però facciamo così che in certi giorni a settimana, in certe ore del giorno, tu diventi una dea, la mia. Tu ti metterai una pelliccia, da qui il titolo, Venere, Afrodite in pelliccia. Ecco, in quel momento lì io dipendo, cioè io mi spoglio della mia volontà e tu puoi fare di me quello che vuoi. Puoi usarmi come meglio credi, puoi
maltrattarmi, curarmi, salvarmi, offendermi, cioè io mi rimetto in te, mi sacrifico, E com'è finita? È finita che ha avuto diverse mogli, Leopold. Perché il maschio in molti anche degli esempi che sono citati qui, quindi parlo della figura maschile in questo caso, non del maschile e femminile, ma proprio del maschio, nel senso dell'uomo, sesso maschile, Sì. sente il bisogno di sottomettersi a una donna che nella mistica è sempre deificata, ma nella vita reale spesso è l'esatto opposto. E introduco anche la questione della sessualità, che qui è molto presente, ci sono molti riferimenti, insomma, molte di queste pratiche hanno a che fare almeno con la nostra cultura contemporanea, con la sessualità. Quanto c'entra la componente erotico-sessuale in questi miti, in queste pratiche? E sottolineo la parola pratiche, perché qui dentro ci sono delle pratiche che oggi vengono vissute non per l'aspetto mistico, religioso, ma solo esclusivamente come pratiche erotiche. Sì, è vero, è vero. Estreme. Sono purtroppo è stato volgarizzato, no? Moltissime cose sono state volgarizzate non solo in questo campo, anche in altri, ma è vero quello che dici, che è a danno però della visione del retroscena. Dietro È rimasta la pratica, ma si è persa la mistica, per così dire. Ma la pratica è deformata, è spoliata, è alterata, ha perso ogni significato, è diventata in tanti campi una volgarizzazione anche brutta e senza senso. È chiaro che un gesto decontestualizzato che diventa mera ricreazione viene snaturato a tal punto da essere irriconoscibile. Comunque è vero che certe pratiche sono sopravvissute in certo erotismo estremo. Forse perché è stato abbandonato l'aspetto mistico, forse perché l'uomo contemporaneo non ne avverte più il bisogno, mentre secoli e secoli fa era l'unico modo per entrare in contatto con Dio. Adesso interessa meno entrare in contatto con Dio ed è rimasta questa eco delle pratiche che in qualche modo soddisfano il piacere carnale. L'ho fatta un po' asciutta e mi scuso per la banalità. No, è chiaro che io poi, come dicevo poc'anzi, non sono arrivato a comprendere tutti, ovviamente ci mancherebbe, tutti i fili e le dinamiche di come un percorso storico è arrivato ai giorni nostri o il perché. Secondo me ci sono delle cose che puoi cambiarle, dargli un nuovo significato, però il corpo e le popolazioni tengono a memoria il percorso storico, anche se vengono deformate e cambiate, una qualche sorta di gestualità sopravvive, si conserva, d'altronde ci sono certi codici universali o quasi universali delle gestualità, come stringersi la mano o anche il segno di rispetto. Quante volte per esempio il segno di inginocchiarsi è un codice quasi internazionale, di sottomettersi o di portare un rispetto, qualcosa ecco, come dire che ci sono elementi che superano l'appartenenza culturale a una civiltà, come appunto emerge dagli tantissimi esempi che riguardano diverse, anche la letteratura cavalleresca. Quindi emerge un codice, ecco quello che volevo evidenziare, emerge una sorta di codice. Che oggi sia stato volgarizzato, sono d'accordo, che ci siano ancora dei mistici, è legato al silenzio il mistico, per cui sicuramente non lo troviamo tanto a vantarsene in giro, forse. Quello che, diciamo, lo scopo della mia indagine, che comunque è durata mesi e non è stata facile perché appunto sono argomenti di cui c'è anche una certa responsabilità a parlarne, perché si descrivono queste pratiche, quindi io devo dire... Già fisicamente descriverle anche. Però io comunque ho documentato... fa più fatica a dirlo che a scriverlo, però posso assicurarvi, perché noto in lui nel dirlo forse una forma un po' di pudore, cioè è più indiretto. Se avrete modo di leggere il libro vedrete che questa ritrosia non c'è. Forse perché è la prima presentazione, poi magari facendone altre usciranno più dettagli. Non vorrei svelare poi tutto il mistero del libro. Quindi è una scelta commerciale allora. Naturalmente. Va bene, allora devo fare ancora un paio di domande, sì. Volevo farne una sull'illustrazione, però c'è una domanda che ho fatto prima sulle donne e sul velo. Sì. C'è un capitolo
che è una questione controversa della modernità questa, perché lui parla del velo come nasce, ne parla nella cultura cristiana e ovviamente anche quella musulmana, e lo definisce in una maniera che vorrei che qui ci riassumesse. Il capitolo sul significato esoterico della donna velata, che appunto è spesso considerato un simbolo di sottomissione, forse in una certa misura lo è. È così o no? Ma non lo è, secondo me, all'uomo, lo è a Dio. Io comunque sì, spesso viene visto legato alla cultura islamica, non è assolutamente ristretto alla cultura islamica. Le suore per esempio, no? Le suore, ma anche in India la Iside velata, che Plutarco diceva che chi avrebbe scostato questo velo avrebbe visto le cose ultime del mondo, il principio e la fine dell'universo. Cioè il velo un po' è questa separazione, è un po' anche la grotta platonica, no? Cioè il superare la velatura, cioè l'epistola dei 70 veli di un famoso mistico islamico, no? I 70 veli di Allah che mette fra... Cioè un po' questa... Ma ancora un senso oggi nei nostri anni, in questo secolo, la donna velata? È una domanda che appunto che mi hai fatto anche prima in modo diverso, cioè se queste pratiche in generale abbiano ancora senso oggi. Posso leggere una frase, tanto non svelo. Certo, la donna sottomessa con il velo è un luogo comune occidentale. La donna sottomessa perché porta il velo è un luogo comune occidentale. È sì sottomessa, ma a Dio e per scelta. In verità il velo della donna è la massima forma di rispetto che le si può attribuire. La donna velata da Iside alla Vergine Maria è il simbolo del superamento dell'appartenenza. Io con questa cosa adesso la voglio spiegata, perché non ne sono convintissimo. Allora, quando ovviamente è un simbolo, se non viene considerato un simbolo, ma un fazzoletto che si mette in faccia, non ha alcun significato. Se viene considerato un simbolo, ce lo ha un significato. Cioè la donna che si vela sa di essere un principio metafisico che è dentro al suo corpo ma non è il suo corpo. È quel principio metafisico adorato dagli indiani ai greci fino alla letteratura cavalleresca. Io ho vissuto personalmente in 6 paesi islamici e sono rimasto impressionato dal rispetto che hanno della donna. Almeno in Egitto, dove ho visto le donne che venivano servite, riverite, e soprattutto mi sono accorto che a forza di frequentare e di relazionarsi con gli occhi di una donna, e quindi non di vederle in minigonna o vistose come siamo abituati noi qui in Occidente, hanno sviluppato secondo me una sorta di sensibilità, di intuito, di intuire, di capire dagli occhi, ma non solo dagli occhi, da qualche elemento psichico la donna. Cioè questo velo qui è un potenziamento, è come quando noi ci bendiamo gli occhi e raffiniamo il tatto, cioè si tratta di un potenziamento, come quando per esempio c'è un capitolo che riguarda la castità, cioè si tratta di una privazione volontaria che aumenta, potenzia, non limita. In questo senso ce l'ha un significato e anche molto forte come pratica esoterica. Ovviamente se è volontario, è chiaro che quando diventa posizione è un'altra cosa. Quando hai visto Silvia Romano con il velo dopo la sua liberazione, che tipo di pensiero, di riflessione hai sviluppato? Non l'ho vista, non ho la TV, quindi Mai visto un'immagine? Ma sentito la notizia neanche? Sì. Ma stavo scrivendo il libro, quindi ero intento a leggere diari filosofici di Meister Eckhart in quel E periodo. dove l'hai scritto? Dov'eri quando l'hai scritto? Nel mio eremo in montagna dove... Che è dove? A Moggio Udinese. Sì, a Moggio Ok. Udinese. Dove... Ma cos'è una casetta? Cioè raccontiamo Casetta, dove l'hai scritto. però io vado spesso a fare, come diceva anche Walter, delle uscite in montagna dove trovo delle ispirazioni, ecco, in luoghi solitari. Bene, però allora guardando il libro
non so se voi l'avete già sfogliato, se c'è qualcuno qui che l'ha sfogliato, avrete guardato le immagini, immagino. Mi pare che, come dire, sono state fatte delle scelte molto forti sul piano dell'iconografia, perché si sono scelte delle rappresentazioni dove il corpo, soprattutto femminile, mi sento di poter dire, è molto esibito e giocano molto sulla parte erotica, cioè sulla parte dove il corpo ha un significato non solo religioso ma anche proprio un significato carnale, fisico, plastico molto evidente. È una contraddizione o è una scelta peculiare? Chi è Saturno Buttò che ha fatto le immagini? Sveliamo subito il mistero. Non lo so. Magari c'è. Non lo so perché lui parla attraverso le sue opere. Quindi ma chi le ha scelte queste? Abbiamo concertato insieme questa selezione delle opere sue in base a una nostra collaborazione reciproca in cui lui appunto ha letto il testo. Io le ha fatte appositamente? No, le ha fatte appositamente, ma dall'immenso suo repertorio abbiamo valutato una selezione che ci è parsa appunto come che il mio testo desse voce ad alcune delle sue opere e viceversa. Sai che a me le immagini sono sembrate più forti del testo. Ci sono dei momenti in cui sono oggettivamente impattanti. Lui è un artista che non passa inosservato, senza dubbio. Raccontiamo due cose anche di lui, come vi incrociate, che storia ha. Io lo conosco da quando ero ragazzo, Saturno Buttò, e da un ragazzo, cioè 12-13 anni, io conoscevo la sua opera che si distingue io non è che sia cultore di arte, però quando l'ho conosciuto io sono rimasto colpito dall'uso dei simboli, perché usa simbologie di una certa tradizione cristiana ma anche di altre tradizioni. L'uso sapiente di queste simboli mi ha colpito tantissimo. Poi l'arte figurativa oggi non è che sia così comune, lui fa arte figurativa e quindi da giovane io già lo ammiravo. Poi come editore ho pubblicato una storia dell'arte, Blitz nell'arte, in cui c'erano 900 artisti citati, compreso lui, quindi in questa occasione ci siamo conosciuti e sono andato a trovare il suo atelier, che è un tempio. Lui è di Bibbione, okay. È un tempio e mi sono proprio trovato in sintonia e gli ho parlato di questi miei studi e abbiamo deciso di inserire, ed secondo me è stata un'ottima unione. Senti, il libro viene presentato adesso ma circola già da qualche settimana. Che tipo di accoglienza ha avuto? Oppure ha avuto qualche forma di ostracismo, qualche difficoltà anche di distribuzione? È stato un momento difficile questo per chi produceva e vendeva libri anche per via del lockdown. Ma qualche feedback a parte Vittorio Sgarbi, a cui sicuramente le immagini saranno piaciute molto? Perché sono caravaggesche, diciamo, in certi aspetti. Sì, ma mi ha scritto che, ecco, una cosa che mi ha fatto piacere è che mi ha scritto che trova una autonomia di pensiero che oggi è sempre più rara. Mi ha fatto molto piacere. A parte Sgarbi, un altro? No, cosa mi ha scritto Di Freddi, per dirmi che ha apprezzato Pier Giorgio Di Freddi, no? Che lui aveva trattato un libro sulle donne e la conoscenza, il genio delle donne. Ha fatto un libro dove ha trattato alcune donne nella scienza, nella matematica, nella fisica, no? E quindi lui ha avuto anche qualche piccola polemica, perché poi alcune donne forse qualche contrasto c'è stato appunto quando una donna dice ma noi dobbiamo emanciparci, per esempio, no? E io invece dico che erano state considerate delle dee nel passato, quindi erano più che emancipate. Più che emancipate, no? Ma quelle sono magari tentativi di adattamenti in contesti sociali contemporanei, cioè uno che vuole adattare o prendere. È vero che sì, io ho evidenziato questo aspetto della donna venerata come una dea nei
templi, ed è un aspetto forte, perché oggi il tema delle donne è molto sentito, no? Nell'attualità è un tema contemporaneo, e quindi trattarlo suscita sempre perlomeno interesse. No, è la prima presentazione che facciamo, perché è la prima possibile, è la prima che è stata possibile. E adesso cosa prevedi? Un tour? Cosa fai? No, io di solito Qua intorno? Paganini non si ripete, una cosa così, cioè, no, io... Quindi siete dei privilegiati, No, voi io che... sono contento, guarda, io non è che faccia molte presentazioni, perché hai visto che faccio degli argomenti che vanno meditati, riflettuti, e forse non sono per tutti, non è il romanzo da leggere sotto l'ombrellone che dura come la hit Però parade. guarda, su questo posso smentirti, perché questo libro è leggibile, cioè non è il libro colto dotto che uno dice oddio non ci arrivo mai alla fine perché è pieno di citazioni, pieno di rimandi, pur essendo ricco di rimandi e di citazioni non è inaffrontabile. Io penso che sotto l'ombrellone si possa leggere, tu magari lo consideri uno sfregio, magari quelli intorno saranno stupefatti, soprattutto per alcune immagini, ma io penso invece che se il risultato è quello di divulgare, il risultato è centrato, perché sono riuscito a leggerlo pure io fino alla fine. Non è lunghissimo perché sono quante pagine? Sono 150 pagine. Ecco. Beh, io non ci sono riuscito, per esempio. A leggerlo. Ma solo a scriverlo, va bene. No, comunque è chiaro che c'è un filo conduttore in tutti i miei libri, che è quello di proporre una visione del mondo. Che sentiamo un po'? La rivelazione, la visione del mondo di Emanuele Franz è? Cos'è? Quello sulla microbiologia, idea e realtà. L'inganno della libertà, ma anche poemi, poesie, cioè io propongo una visione del mondo che è una visione, si può dire, trascendentale, non è una brutta parola, cioè ritenere che noi non siamo qui per caso, ma siamo una sorta di miracolo, perché se pensiamo che nei 93 miliardi di chilometri di universo visibile che l'uomo è riuscito a fotografare non abbiamo trovato nessuna struttura paragonabile alla nostra, non sappiamo neanche come un ovulo diventa un essere umano, o il segreto della coscienza. Io vivo ogni istante come se fosse un miracolo inspiegabile, o forse meglio dire inspiegato, non arrivo a dire inspiegabile, chissà mai che un domani venga spiegato, sicuramente sentito. È una visione, sì, che forse si sta un po' perdendo negli ultimi tempi, e io la ripropongo, la ripropongo. Va bene, Emanuele Franz, sottomissione, un applauso e una pausa, perché di solito quando presentiamo un libro c'è anche il momento in cui chiediamo a chi ci ascolta se ha piacere di fare qualche domanda, se c'è qualche osservazione che volete fare, qualcosa che noi non abbiamo ricordato in questa nostra breve chiacchierata, se c'è qualche aspetto che volete evidenziare, citare, qualche osservazione, critica, prego, sì, sentiamo anche senza microfono, credo. Buonasera. O forse intanto no. Mi pare un'impresa titanica quella che lei ha affrontato, no? Perché la commissione si prende parte dall'Oriente, dalla filosofia orientale, no? Della storia delle religioni. Non so fino a che punto tocchi l'Occidente. Sì, io lo sento, non so. Non so se tocchi appunto la filosofia o il pensiero occidentale, mi pare un'impresa titanica, ma non ho capito. Cioè, si tratta del trattare la sottomissione in relazione alla religione, al misticismo, perché mi viene in mente una cosa. Nel concetto di sottomissione io vedo quello del potere. Cioè, è evidente che dietro il concetto di sottomissione c'è il concetto di potere, chiaro? E in questo, per quello che ho sentito, non ho ancora sentito la parola potere. Allora, forse perché non c'è, cioè posso anticipare, temo che non ci sia. Allora, io dico, l'elemento vista dall'ottica occidentale, quindi illuministica, perché io la vedo dall'ottica illuministica. È chiaro che prima abbiamo parlato del velo della donna islamica, ma lo vediamo dalla prospettiva nostra, occidentale.
e sono d'accordo con... Aspetti un attimo che passa la moto. e sono d'accordo col filosofo quando dice non possiamo giudicare il velo, il burka sul metro nostro, perché come diceva lui, ho parlato con tante ragazze, figlie di genitori islamici che usano il velo, loro hanno un modo di comunicare, di percepire, che dipende dall'abitudine a usare il velo, quindi sentono i sentimenti, sentono tutte quelle attraverso per esempio la voce, Okay. d'accordo? La domanda è questa, per me dal punto di vista occidentale l'uomo è sottomesso essenzialmente al tempo, cioè alla dittatura del tempo. I greci ci hanno detto questo. Volevo capire se nel suo probabilmente anche in Occidente, in Oriente, non a caso le pratiche mistiche sono quelle che inducono a uscire dal tempo, no? L'estasi mistica mi pare, queste cose qui. Quindi da profano mi chiedo se ha affrontato quest'idea della dipendenza dal tempo, cioè la sottomissione adesso vera e propria è... le rispondiamo e vediamo se c'è qualche altra domanda, così ne raccogliamo un paio se ci sono, altrimenti andiamo avanti. Potremmo fare un esperimento di questo genere: rispondo per come ho capito io e poi risponde lui che lo ha scritto, vediamo se abbiamo capito la stessa cosa. Beh, sicuramente lui ha capito più di me. Allora, io ho cercato un po' di volgarizzare, per così dire, i temi contenuti nel libro, perché mi sembrava l'approccio più adatto in una conversazione, in una giornata calda di luglio, in una strada di Udine. Ma è un libro molto colto, dove per colto non voglio dire un libro difficile, ma insomma è un libro che aspira ad affrontare temi molto alti. Io questa questione del potere, per esempio, che mi pare una tensione, una pulsione più volgare, non ce l'ho trovata. Neanche questa dimensione del tempo, nel senso del tempo considerato come lo immagina l'uomo occidentale. Se tempo c'è, è un tempo religioso, è un tempo più simile all'infinito che al tempo corrente, ecco, per come l'ho vista io. Ma questa è la risposta che darei io. Adesso sentiamo che cosa risponde lui, che magari potrà dire che ho detto una serie infinita di cazzate, potrebbe anche essere. Come dicevi, la parola potere non c'è perché non si tratta di una sottomissione sociale, istituzionale, amministrativa, è una parola, sì, è una parola presa appunto nella storia. È molto psicologico questo saggio, nel senso che più che altro si va a indagare quali operazioni, quali pratiche riuscivano a tal punto ad alterare la coscienza tanto da avere una differente percezione della realtà. Una delle pratiche della mistica ebraica, questa ancora non l'avevamo menzionata, era quella di autoindursi il pianto, cioè di mettersi la testa fra le mani, sulle ginocchia, e di indursi uno stato di mestizia fino a piangere. E questo avrebbe comportato, quindi è una sorta di umiliazione volontaria, di vedersi, diciamo, in una condizione che triste. Sì, nella nostra sensibilità vedere un uomo piangere, no, non è segno, no, di un uomo, ecco. E quindi di indurselo volontariamente, perché in quello stato lì si aveva un altro tipo di percezione. Insomma, il filo conduttore è quali pratiche sono state sufficienti ad alterare la percezione di modo da avere una porta su qualche cosa che altrimenti era inaccessibile. Quindi sì, forse si arriva anche a una trascesi del senso ordinario del tempo in questo senso, ecco, però non è la storia per esempio dei popoli sottomessi dagli spagnoli o così via, ecco. Grazie, ci sono altre domande? E noi più o meno ci siamo detti di stare sull'oretta che è il tempo per questo genere di presentazioni. Vi ricordo, tanto invito a farmi un cenno se c'è qualcun altro che vuol prendere la parola, che naturalmente l'autore è a vostra disposizione per firmare le copie, lo farà, sì? Sì. E spera anche di tante. Ci sono poi altre sue pubblicazioni qui davanti se volete. Io volevo chiedergli una cosa: perché uno si fa la casa editrice e praticamente si fa i libri da solo?
È così complicato trovare qualcuno che stampi queste cose? No, io prima di aprire la casa editrice ho pubblicato con altri editori, ad esempio a Firenze, a Foggia, e sono altre le motivazioni che io ho aperto come rilegatore, cioè per recuperare alcune tradizioni che si stanno perdendo, come la cucitura su telaio, la rilegatura su pelle, su tela, cioè il lavoro manuale del libro come oggetto artistico. E poi è chiaro che all'inizio, quando scrivevo le prime cose, consegnare i fogli volanti si dà un'impressione. Presentare un lavoro rilegato, anche se lo si manda a qualche professore, è un'altra impressione. Da qui ho pensato di aprire questa attività e poi, visto che sono l'editore, sì, me li stampo. Va bene, un artigiano. Emanuele Franz, Sottomissione, questo è il libro, Audax Editrice. Grazie a Emanuele, grazie a voi per essere stati con noi in questa breve chiacchierata. Chi ha detto? Qualcuno? Ah, scusi, non l'avevo vista, perdoni, sono le 3/4, non l'ho vista, prego. Della emancipazione femminile avete già parlato prima. Io, diciamo, quando mi sono letto, incuriosita dal titolo il libro, pensavo sinceramente, insomma, si parlasse di sottomissione della donna all'uomo, che è un po', diciamo, il tema trattato da molta letteratura, che è quello che si è, diciamo, combattuto in 30-40 anni di lotte femministe, di letteratura femminile, eccetera. Devo dire che, appunto, leggendo il libro, per quanto, diciamo, la figura della donna sia solo una delle questioni molto profonde trattate dal libro, e fa un po' da fil rouge per raccontare di qualcos'altro, cioè della ricerca delle... Aspetti, perché questo ha una marmita. Aspetti un secondo che passi il centauro qua, prego. Dicevo che per quanto la figura della donna sia raccontata nel libro e che sia un po' un fil rouge per dire per qualcos'altro comunque, per raccontare della ricerca della fusione con Dio, dell'estasi, eccetera, scopriamo appunto che in realtà noi donne dobbiamo essere, diciamo, felici perché dalla dea della fertilità della preistoria fino ai giorni nostri, invece, come dire, siamo oggetto addirittura di venerazione o tramite per la divinità. Per cui volevo chiedere all'autore se dobbiamo buttare al vento, insomma, tutta la letteratura femminista degli ultimi 30 anni, oppure se scriverà mai un libro che analizza la questione, magari ponendosi da un altro punto di vista, o insomma, che cosa ha da dire, ecco, su questo. Proprio domande difficili, una più facile non c'era, no? Cioè, in un certo senso, ci tengo a dire, in un certo senso questa prospettiva della donna dea, e lo metto fra virgolette, è femminista, ma in un altro senso, non nel senso. Cioè, la lotta femminista, diciamo, secondo me ha perso di vista il vero senso della dimensione della donna, cioè cos'è emanciparsi, mettere la minigonna, quello è emanciparsi, cioè fare tutto quello che si vuole, quello è emanciparsi, cioè che cosa vuol dire essere liberi? La domanda a monte non essere la donna libera o l'uomo libero, la domanda è che cosa significa essere liberi, cioè coltivare sull'apparenza, sull'effimero, quella è la libertà, darsi piacere. Non è un discorso appunto della donna, ma di qualsiasi creatura vivente. Questa prospettiva mostra che la donna è molto di più di quanto la femminista, un certo tipo di femminista ha creduto che sia la donna. Sì, ma per molte meno donne però, Emanuele. Questo è il punto debole dell'approccio colto e intellettuale di queste faccende qua. Perché io credo che la nostra libertà sia anche, se vogliamo, di metterci la minigonna e di godere del fatto che ci interessa solo metterci la minigonna e non ci interessa entrare in comunione con Dio. Io penso che la libertà tipica di questa società, di questi tempi moderni, possa avere vari livelli, anche dei livelli molto bassi e molto minimal. Non è che dobbiamo tutti per forza essere delle dee no. Ma io faccio lo storico. Per cui io apprezzo la domanda della signora, perché introduce un elemento di contemporaneità. Sì. Che insomma Sì, le cose cambiano. Io faccio lo storico e mostro com'era nel passato. Questo
Però questa questione del fatto se l'esteriorità è di per sé un valore, guarda, io dico da uomo occidentale che l'esteriorità è un valore, va bene? Anche se si tratta di poter dire io voglio mettermi la minigonna e mi sento libera perché me la posso mettere. Ma infatti io ho sempre parlato di sottomissione volontaria, io non pretendo che venga obbligato nessuno, ma se una donna reputa che appunto di essere una visione più sacra di quanto l'Occidente non ritenga che sia non la donna ma tutti, quello io lo mostro e dico guardate, ci sono i mistici che reputavano che l'uomo non è un ammasso di nervi, un pugno di carne che si decompone, e non è solo un aspetto bello da vedere, è un progetto, come dicevo. Io lo mostro e dico quelli che l'hanno detto, è una proposta la mia, l'ho detto prima. Va bene, contenta della risposta, signora? Parzialmente perché ne avevamo già discusso con l'autore, per cui... Ah, quindi avevate già ingaggiato? Sì, avevamo già... Ecco, io comunque... Però ecco, insomma, io sono arrivata a questo tema che insomma, riconosco, è tangente, non secante nel libro dell'autore, perché il libro dell'autore sì, è anche esatto, altre cose. non è quello... È un saggio, è comunque un libro sulla storia delle religioni, eccetera. Però personalmente sono arrivata a questo argomento leggendo tutta una serie di letteratura, per esempio psicologica, su amore e potere, di cui parlava il Signore prima, eccetera, dove si analizza il rapporto, ovviamente nel caso che ho approfondito io, diciamo della letteratura psicologica fra due individui che sviluppano dei rapporti di forza tra loro, dove inevitabilmente anche nei rapporti d'amore c'è qualche cosa legato al potere. Questo insomma indubbiamente lo si vive anche nelle strutture religiose, insomma anche nel cattolicesimo viviamo ancora questo. Se posso ancora un'ultima Però cosa, diciamo, come ha detto lei correttamente prima, non è l'oggetto di questo libro. Il libro è tanto altro e appunto se posso così fare la domanda Dica. numero 2, che è proprio solo una curiosità, perché appunto non ho avuto modo di chiederlo all'autore in altre circostanze, volevo capire diciamo, se c'è stato uno spunto, una lettura, un qualcosa che lo ha incuriosito al punto da avviare questo percorso, che sarà stato indubbiamente insomma, molto, molto lungo e anche molto difficoltoso di studi e di ricerche per scrivere questo libro. Se c'è stato uno spunto... Qualcosa che l'ha incuriosita al punto da... Perché? Qual è stato? No, è tutta la vita che leggo testi religiosi, occupandomi prevalentemente di storia delle religioni, e leggere i diari di questi santi mi ha fatto immaginare appunto le letture che ho fatto anche, sì. Ecco. Va bene. Io ci tenevo a ringraziarti veramente di cuore. Perché? Per essere venuto, ma soprattutto per il tuo carattere. Sorridi, sei disponibile e queste sono qualità. Sai che i miei amici non volevano che venissi. Ma perché vai a presentare questo libro? Ma hai letto che... No, li capisco. Ma io no invece, perché secondo me bisogna essere curiosi, soprattutto sono attratto dalle cose che magari frequento poco e conosco meno. E poi, siccome tu sei stato molto gentile, molto educato, perché lui è persona colta, gentile ed educata, mi sembrava che fosse una bella cosa venire qua e sono molto contento di essere venuto. Quindi guarda, ma grazie di cuore ancora. Ci siamo soddisfatti a vicenda. Grazie a voi. A tutti voi. Buonasera.